Allora, buonasera e benvenuti a questa serata alla Casa dello Studente. È la prima così, occasione di tre momenti che dopo Don Andrea ci spiegherà e che contraddistinguono questo weekend, tre momenti diversi tra loro. E questa prima serata in realtà ha lo scopo, l'idea di far conoscere questa struttura, ma soprattutto di ricostruire un po' la sua storia. È una struttura che è recentemente rinata, diciamo, ma che continua a rinascere. È un contenitore che definirei mezzo pieno, per avere un aspetto insomma giustamente positivo, e che ha ancora la capacità di accogliere, di avere di accogliere delle proposte. Don Andrea alcuni mesi fa mi ha coinvolta in questa attività, in questo progetto. Perché in altre occasioni in cui c'erano state delle aperture qui alla Casa dello Studente, Don Andrea, che è molto giovane, Mara, collaboratrice, anche molto giovane anche Mara, e le persone che lavorano qui si sono resi conto di non conoscere la storia della Casa dello Studente. Si sono trovati, come dire, in dono da gestire questi spazi senza però sapere davvero qual era stata la storia precedente, che è una lunga storia. L'idea iniziale era quella proprio di ricostruire una storia, poi andando avanti abbiamo condiviso che è difficile fare una storia della Casa dello Studente, perché la Casa dello Studente è stato, come lo è adesso, un contenitore di tante storie, quindi servono sostanzialmente, questa quantomeno è la mia visione, gli esperti capaci di fare una lettura delle tante attività che qui si sono svolte. Abbiamo invitato qui 4 relatori, 4 amici, conoscenti, per la loro professionalità, per la loro partecipazione anche alle attività passate della Casa dello Studente. L'idea è proprio di riannodare i fili, uso questo termine evocando anche il fatto che qui c'è una tessitura e quindi questa immagine ci torna utile per capire la necessità, insomma, di capire che quello che è stato può essere utile per immaginare anche quello che qui potrà succedere, quello che la Caritas e le realtà cittadine qui ospitate dalla Caritas potranno magari costruire. Non è una storia antichissima, no? Non stiamo parlando dei Caminesi o di cose molto lontane, è una storia che parte fattivamente dagli anni 50, è stata l'espressione della volontà molto attiva di Monsignor Zaffonato, che ha voluto fortemente questo spazio, il terreno avuto insomma dalla Casa San Raffaele qui vicino, per costruire questa struttura che nasce, come la dicitura era, Casa dello Studente e del Soldato. Allora, quando si parla di Casa del Soldato evochiamo le case del soldato che erano nate durante la Prima Guerra Mondiale e che servivano per creare dei posti dove i soldati a riposo, diciamo nelle retrovie, trovassero un posto dove stare, dove poter passare quel po' di tempo che gli veniva concesso, e per scrivere una lettera a casa, per avere godere di spettacoli o di letture che fossero edificanti, diciamo, no? Quindi è una volontà della Chiesa di fare questo. Siamo nel 1916 e dura fino al 18. Quando io ho letto questo Casa del Soldato mi è venuto, mamma mia, no, la stessa cosa non è possibile. In realtà è una cosa diversa, nel senso che negli anni 50 qui a Vittorio c'erano 3.000 di stanza, circa 3.000 militari, che quindi quando avevano la libera uscita in realtà non più che le osterie o insomma non avevano posti dove stare, e quindi tutti quei soldati è un mondo che è passato da poco, però ha cambiato l'andarsene via di quello che era il quinto corpo d'armata, poi è diventato primo FOD, ovviamente ha cambiato la struttura proprio della nostra città, no? Parallelamente c'erano anche 3.000 studenti a Vittorio, tanti dei quali dovevano
un po' di queste, insomma, non avevano la licenza media e quindi era uno di quegli imperativi del momento degli anni 50 di portare questo diploma che adesso noi consideriamo scontato, no? Ma allora era molto importante. E quindi qui c'era la casa dello studente dove c'erano sia degli studenti residenti, che magari venivano dai comuni vicini, eccetera, potevano seguire la scuola. C'erano anche, come dire, una specie di scuola serale, insomma, per aiutare questi ragazzi perché arrivassero appunto alla licenza media. Quindi questa doppia storia che ci parla di un tempo, sì, lontano e di una città che era anche molto diversa. Cosa abbiamo fatto? Io, Mara, Giuseppe, eccetera, ovviamente ci siamo rivolti all'archivio diocesano, perché quando la casa dello studente è stata, diciamo, svuotata per essere risistemata, è stato proprio l'architetto Giuseppe Balestrini, che dopo vi presento, a recuperare questo materiale e trasferirlo all'archivio diocesano, ma in parte all'archivio corrente, insomma è una struttura che è ancora un po' tutta da esplorare, ma non ci volevano delle conoscenze per capire davvero certi atti fatti in quel momento che significato avevano, quindi la scuola serale piuttosto che questo luogo che diventa sede della FUCI o di tante altre istituzioni cattoliche. Nel video che sta andando, che è una serie di immagini, vedete più o meno quello che c'è in questi faldoni dell'archivio. Ci sono un sacco di lettere scritte da Monsignor Zaffonato e poi scritte da, insomma, vari, insomma, uffici della Curia, che chiedono soldi, chiedono interventi a tutti. Chiedono, cioè sono le lettere scritte a Scalfaro, che allora Oscar Luigi Scalfaro era sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo spettacolo non del governo Tambroni, scusate, non vorrei sbagliare, ma del governo, vabbè, ditemi uno dei primi anni. No, non De Gasperi, adesso lo trovo, scusate, va bene, non importa, comunque no, ancora prima. Vabbè, ho perso, non trovo il nome, ma insomma di quei nomi dell'ADC, proprio dei primi anni 50. Vedete anche, abbiamo fotografato fogli d'archivio così come noi li vedevamo, per riportarvi stasera quello che si trova nell'archivio. Ci sono tutti gli interventi del CONI, cioè le richieste fatte al CONI, dicendo, perché un'altra caratteristica è quella di fare intorno alla casa dello studente degli spazi, di utilizzare, di creare degli spazi per lo sport, il calcio, il tennis, e quindi tutte queste lettere che dicono abbiamo bisogno di finanziamenti, eccetera, hanno provato tutto e hanno anche evidentemente ottenuto, se qualcosa, se lo spazio dove siamo ancora c'è e ancora funziona. La maggior parte del materiale d'archivio è costituito da poster, e tutte le attività, ovviamente non sono fotografate tutte, ma insomma che si facevano allora c'è anche questo gusto per questa grafica particolare, nel senso che ci racconta, insomma, quanto è cambiato da allora questi poster dagli anni 60 e 70, che sono molto belli, sono bellissimi. Adesso c'è una ripresa, il grafico poi ci ricorderà forse questo, alcuni fatti a mano, no? Li vedete, sono passati, quindi cose molto semplici e che spaziano dal corso di dattilografia alla scuola di karate a qualunque altra cosa che avete visto passare. Ci sono poi attività che sono paradossalmente molto attuali. Ad esempio ho sorriso quando ho visto parecchie serate sui vaccini, no? Vaccini sì, vaccini no, gli anni nel 77-75, poi ci sono i corsi prematrimoniali, le discussioni aperte sull'aborto, sulla contraccezione, su tutti questi temi, che l'idea che mi sono fatta io è che la casa dello studente fosse un po' un campo neutro, pur essendo evidentemente della diocesi, dove si affrontavano dei temi come l'eutanasia, come insomma scottanti adesso come allora,
e che allora erano forse ancora di più, insomma era una novità che forse, per quello che ne so io, ma poi forse nelle parrocchie non erano argomenti così trattati, ma alla casa dello studente c'era l'occasione dello scambio. Vi abbiamo invitati qua con l'idea di raccontare alcuni frammenti di storia e per vedere se anche tra voi c'è qualcuno, e qualcuno io lo vedo, che ha la propria memoria legata a questo luogo. Quindi un luogo che insomma ricostruiamo anche con la vostra partecipazione. Io porto la mia memoria. Per me la casa dello studente, a parte alcune riunioni eccetera, ma era il luogo del cineforum dei ragazzi, dove si veniva, dove si faceva di tutto per andare lassù e non stare qui, perché che adesso non c'è più lo spazio, perché se eri qui poi sul dibattito rischiavi di dire tu cosa pensi, ed erano momenti molto imbarazzanti. Parlo di quando ero alle medie, seconda, terza media. Ricordo Don Terenzio che vigilava su tutta questa masnada di ragazzini e ragazzine delle medie, e ovviamente in caso di brevi subugli era in grado di sedare con una certa insomma autorevolezza questo, e quindi poi c'era il momento del dibattito che era difficile, perché non eri in classe, non eri con i tuoi amici della parrocchia, eri qua e c'era un sacco di gente che tirava sulla mano, era un po' difficile per i ragazzi. C'era anche il cineforum ovviamente per i più grandi. Un'altra mia memoria, e poi io non ne ho molte altre, è che qui si facevano le assemblee della scuola, del liceo, era lo spazio grande dove ci si poteva trovare, e quindi qui i giorni delle assemblee d'istituto, insomma, che erano gran belle giornate di scuola in cui si stava alla casa dello studente e andava bene così. La terza memoria è che si facevano qui, si sono fatti per un breve periodo anche gli spettacoli del liceo, e quindi quegli spettacoli in inglese che si sono fatti quando io ero in prima e in seconda, e quindi io dipingevo gli scenari, altro non mi lasciavano fare, mentre quelli di quarta e quinta recitavano in inglese, e quindi insomma era una bella esperienza, soprattutto di passare qua i pomeriggi un po' tutti insieme trasversalmente della scuola. E poi basta, io non ho molti altri ricordi. Quindi la serata si dipanerà così, con alcuni interventi dei nostri ospiti che via via vi vado a presentare. Però c'è un ospite che doveva essere un po' insomma il pilastro anche di questa serata per la sua insomma per la memoria che lui porta, che è Don Giampietro Moret, che però questa sera non può essere qui perché è ammalato. Speriamo ci veda dalle frequenze della ha assicurato, ha giurato che ci segue dalle frequenze della Tenda TV, che sta andando in diretta, e ringraziamo Federico per questo e anche per la costruzione del video. Don Giampiero Moret è stato qui dal 69 al 73 e insomma ha come referente per la casa dello studente. Adesso vi leggo Don Roberto Camillotti, quando in una prima occasione di apertura della casa dello studente dopo il recupero dello stabile, che piangeva a tutti vedere così abbandonato, perché insomma si capiva che era un luogo della memoria, ma anche un luogo di grande potenzialità, perché la scelta di posizionarlo, di scegliere questo luogo così in centro, vicino alla stazione, vicino alla stazione delle Corriere, insomma un posto centrale, toglieva un po' quel gioco Cene da Serravalle che insomma pian piano supereremo forse. Vi leggo i nomi delle persone, dei sacerdoti che qui si sono succeduti, che aveva recuperato un elenco fatto Don Roberto: Don Mario Albertini, Don Luigi Fossati, Don Giampietro Moret, Don Antonio Cella, Don Silvano De Cal, Don Terenzio Rusalen, Don Fausto Scapin, Don Lorenzo Dalla Betta e Don Giuseppe Artico, ma ce ne sono altri che qui si sono poi succeduti con incarichi diversi, con collaborazioni diverse. Salutando quindi Don Giampiero, che avrebbe fatto, come dire,
sarebbe tornato a fare l'ospite, nel senso colui che ci ospita in questo luogo dopo tanti anni. Cominciamo il nostro percorso e cominciamo un percorso con l'architetto Ballestini. L'architetto Ballestini che è architetto libero professionista ed è stato anche docente di, aspetta che non voglio sbagliare, di architettura tecnica presso il Dipartimento di Architettura Urbanistica e Rilevamento dell'Università di Padova. Credo che molti vittoriesi lo conoscono anche perché è amico degli alpini, perché collabora insomma con queste attività della città. Quando io e Mara l'abbiamo incontrato in archivio, ci ha fatto vedere tutte le cose che aveva trovato dalla casa dello studente e soprattutto ci ha detto in 2 parole una lettura dell'architettura di questo luogo, che partiamo da lì, partiamo dalla struttura, partiamo da quello che ci dice che non è così, insomma, magari ce l'abbiamo avuto sempre sotto gli occhi e non l'abbiamo mai guardato questo edificio da fuori. Lascio la parola a Giuseppe. Grazie. Aspetta che ci giriamo a favore. Ringrazio per la presentazione. Si sente? E, saluto tutti questi gentili ospiti che hanno voluto partecipare alla prima di queste serate che sono state ben concepite dalla mente probabilmente di Silvia, dico bene, e ringrazio per la presentazione di questi ricordi che Silvia stessa ha riportato. Dal punto di vista architettonico, questo edificio va letto secondo una luce che è stata proiettata a quei tempi da alcune figure, ma una in particolare, l'architetto Giovanni Dalbò. Vi anticipo però che il primo progetto non è stato proprio di Giovanni Dalbò. C'è stato un ingegnere vicentino, Giuseppe Dal Conte, che era stato incaricato per sviluppare il progetto. Ne era nato una rappresentazione che soffriva in qualche modo di certi retaggi storici. Poi lo vedremo in qualche dettaglio nelle piante e penso che qualcuno abbia, come dire, osato sollevare qualche perplessità sulle caratteristiche formali e di linguaggio architettonico. Per ora vi anticipo soltanto questo, poi ne vediamo il risultato. Parliamo di questo. Fin dalla sua costruzione, avvenuta nel 1954, la Casa dello Studente è stata per molti anni al centro di numerose attività culturali ed eventi destinati soprattutto alla popolazione più giovane. E questo è stato possibile grazie ad uno spiccato funzionalismo, perché qui ogni componente interna soprattutto, ma anche esterna, ma soprattutto interna, era in grado di garantire diciamo certe pratiche, come per esempio le aule, questa stessa sala cinematografica, gli spazi destinati al gioco, gli spazi destinati diciamo, all'accoglienza del pubblico più giovane. Dal punto di vista diciamo, della dizione con cui era stato nominato questo edificio dal suo nascere, dal suo progetto, era stato nominato come casa del soldato dello studente, poi come casa del soldato,
poi come casa dello studente e poi invertendo casa dello studente e del soldato. Un po' dipendeva anche dal destinatario delle richieste che il vescovo Monsignor Zaffonato indirizzava. Quindi se per esempio le richieste di finanziamento, di contributo economico venivano indirizzate al centro assistenza per i militari, allora si chiamava soltanto casa del soldato. Se si trattava del CONI, allora si chiamava casa dello studente e così via. Bene, grazie alla sua collocazione nel cuore della città, ben servita dalla viabilità e dal trasporto pubblico, in prossimità delle principali, diciamo, sedi scolastiche, come il liceo Marcantonio Flaminio, la scuola media, dotata di ampi spazi interni ed esterni, ha sicuramente rappresentato un polo diciamo, di riferimento assai ambito per ampliare gli interessi culturali della comunità vittoriese, non solo, ma anche dei comuni limitrofi. Questo progetto della Casa dello Studente quindi nasce all'inizio degli anni 50. Come dicevo prima, prima dalla mano dell'ingegnere Giuseppe Dal Conte, e poi per chissà quali vicende passa nelle mani dell'architetto Del Bo e gli propone quindi un centro polifunzionale formulato in linea con i nuovi temi dell'architettura. Sì, i nuovi temi dell'architettura che stavano interessando alcune parti di Vittorio Veneto, alcune costruzioni. Ne vediamo tuttora le testimonianze di almeno 3 di questi edifici sorti su un nuovo linguaggio dell'architettura. È stato uno dei primi edifici sorti nella città del dopoguerra, del secondo dopoguerra, sulle linee proprio di un rinnovamento edilizio, con il fervore costruttivo che si andava delineando nella ricerca di attributi di valenza urbana per questo nuovo centro cittadino. Bene, con il crescente diciamo, benessere economico si assiste anche all'inizio delle prime costruzioni di tipo residenziale, dove vengono mantenuti i rapporti con il passato, frutto di maggiore propensione anche, pensando alla nuova edilizia con i principi costruttivi del passato. Per esempio, questa struttura è stata realizzata ancora con la pietra, una pietra listata, mentre le componenti interne strutturali sono state costruite con i mattoni. Quindi c'era ancora questo retaggio nella tradizione storico-costruttiva e dovuta anche alla vicinanza dell'area vittoriese con le cave di Forcal, le cave situate nel versante ad est, ma soprattutto le cave più a nord. Come ricordo retorico legato alla monumentalità, un'ampia gradinata qui che costituisce l'accesso al primo piano dell'edificio, richiesto dallo sviluppo di una certa volumetria parzialmente interrata. L'edificio infatti viene sviluppato su 3 piani, la cui solidità, la cui robustezza viene ottenuta con murature continue, integrate da qualche telaio in cemento armato. Il tipo edilizio è costituito appunto da elementi lineari, grandi bucature, ambienti le cui dimensioni sono configurate sulla metrica delle aule scolastiche, ben esposti alla luce, un fronte principale su via Frogazzaro
verso sud, filtrato dalle alberature del viale. Gli affacci poi dell'edificio sono stati avvicinati in prossimità delle vie Brandolini e Fogazzaro, ottenendo così da questa vasta superficie scoperta, qui si parla di circa 5.000 metri quadrati, di cui una parte appunto occupati dal sedime di questo edificio, che si sviluppa per 6.800 metri cubi. Gli altri spazi utilizzati per campi da calcio, pallavolo, tennis, perfino il gioco delle bocce. A nord invece prende corpo il dominante volume della sala cinematografica, appunto questa, che costituisce il cuore pulsante per molti anni della struttura. Dotata quindi di un ampio palcoscenico qui alle mie spalle, ospitava quasi 400 posti a sedere, distribuiti nella platea e sul sovrastante loggione caro a Silvia. A tale proposito la sala viene utilizzata per le attività del prestigioso Cineforum Vittoriese, di cui poi ne parlerà ampiamente il dottor De Nardi, nato nel 1963-64, rimasto attivo proponendo dei progetti ambiziosi, dei programmi tematici fino al 1988. Passiamo allora, per non tediarvi, ad alcune immagini. Credo. Posso abbassare questo? Ecco, ho voluto dare questa accezione nella storia di crescita culturale di Vittorio Veneto e non solo. Questa casa dello studente, allora, ad ogni destinatario a cui si rivolgeva il vescovo Zaffonato, venivano puntualmente citate le intenzioni, tutte le migliori intenzioni sulle quali questo nascente edificio doveva poi svilupparsi. E qui si aggiravano qualcosa come 3.000 studenti e una popolazione anch'essa di circa 3.000 persone, di lavoratori, in genere giovani lavoratori, che affluivano a Vittorio Veneto dal circondario vittoriese. Poi anche il Cineforum, che ha contato oltre 400 iscritti, e di questi 400 iscritti molti, veramente molti, arrivavano dall'esterno. Nell'archivio sono custoditi ancora gli indirizzi di queste persone. Ecco, Casa del Soldato e dello Studente, da uno scritto, da una cartella, da una copertina di Giuseppe Dal Conte, il quale presenta questo edificio, vedete un edificio d'angolo, un edificio che si sviluppa in angolo e possiede quindi due fronti diciamo equipollenti, con un ingresso che è posto a fronte di una gradinata. Questo è il piano terra, quindi collocato alla quota di campagna, in cui quel grande spazio che vedete, ricreazione coperta, serviva appunto per ospitare una certa moltitudine di giovani quando le condizioni meteorologiche erano piuttosto negative. Vediamo
quindi la parte del ritrovo qui in basso, in alto una zona cucina e una zona magazzino. Ecco, al primo piano, oltre la gradinata, troviamo all'ingresso un foyer e a sinistra troviamo la direzione, uno spazio per la biblioteca e sulla destra una zona mescita ed una sala giochi, che è lo spazio più grande che si trova qui. Ecco, perfetto, no? Mentre qui troviamo una saletta di scrittura, appunto per dare la possibilità, visto che questo era tutto il piano destinato ai soldati, di potersi anche ritagliare un posticino e poter scrivere a casa, alla famiglia. Lo spazio poi cuore era naturalmente questa sala, non questa, anzi, no, la sala diciamo teatrale, cinematografica, per attività musicali e così via. Andiamo al piano superiore e troviamo degli spazi per gli studenti questa volta, con delle aule, questa. Qui troviamo una sala gioco e riunioni, una terrazza e di qua, nella parte a sinistra, troviamo un'aula e qui uno spazio per gli insegnanti. Qui al centro della sala una cabina di proiezione e da notare che ogni piano aveva un suo ingresso indipendente. Quindi attraverso questo corpo scala con l'accesso da sud che permetteva appunto di ricollegarsi ai vari ambiti. Quindi una zona di connettivo e poi gli spazi funzionali. Da ultimo, Dal Conte aveva previsto anche un alloggio per il custode. Questo alloggio per il custode era un alloggio minimo con l'accesso da questa scala, l'ingresso, il ripostiglio, qui un piccolo soggiorno, due camere e una cabina armadio. Non c'è cucina perché la cucina di cui godeva il custode era quella, diciamo, per la comunità. Ecco, questa era la sezione longitudinale. Le altezze sono piuttosto importanti, ve le dico, 3,25 m per il piano terra, 3,95 m per il piano rialzato e poi 3,53 m per il primo piano e poi alla fine 3 metri per la parte destinata ad alloggio custode. Veniamo invece al progetto dell'architetto Dalbò. Questa che ho rappresentato qua è la parte iniziale che contiene la planimetria in cui si vedono le due vie, Brandolini e allora si chiamava Scipione l'Africano, con questo vasto terreno destinato poi alle attività di gioco. Ecco, qui vediamo il piano rialzato con l'accesso da sud. Qui l'accesso immediato all'area della sala con il palcoscenico
e una serie di camerini. Qui siamo al piano della galleria, la sezione longitudinale. Ecco, l'architetto Dalbò ha pensato a sviluppare gli altri spazi funzionali in modo tale che vi fosse una stretta coerenza dal punto di vista dimensionale, una stretta coerenza con le attività in essere. Qui vediamo alcuni dettagli con le caratteristiche costruttive, le murature in pietra listata e talvolta intersecata da qualche getto di calcestruzzo per aumentare la rigidezza delle strutture. Ecco, e poi a struttura finita. Qui vediamo questa maestosa gradinata che oggi dà qualche problema ai fini dell'accesso per le persone non autosufficienti. E qui, forse c'è anche Silvia, no, forse no. E qui la popolazione studentesca che era ospitata in questa sala. E qui naturalmente la parte, quel loggione che era molto ambito per le ragioni che abbiamo sentito. Vorrei dire due cose anche sulla cabina di proiezione, perché è stato recuperato anche, è stata recuperata la macchina da proiezione, spero di non dilungarmi troppo, ma comunque faccio velocemente. E questa macchina è un proiettore Prevost Magnus 35, fatto un po' di ricerca, in una delle sue numerose versioni, e questo è l'attiglio Prevost o Prevost. Questo personaggio, ingegnere, aveva costruito una fabbrica insieme con la moglie Elena Lanzoni, e insieme avevano sviluppato diciamo quei congegni che si chiamano moviole per permettere a registi, sceneggiatori di lavorare sulle pellicole non più in maniera verticale ma su un piano di lavoro. Quindi anche questo qui lo vediamo con Lelio Luttazzi alla moviola nei primi anni 50, quindi nel periodo in cui la costruzione di questo edificio è avvenuta. Ecco, io avrei concluso, vi ringrazio. Allora, grazie, credo che guarderemo questa facciata con più interesse, con più attenzione la prossima volta che passiamo davanti. Le foto che avete visto sono le uniche foto che abbiamo in costruzione. Ognuno di noi ha cercato, ha detto: ho trovato le foto della costruzione quando la casa dello studente era in costruzione, ma sono sempre le stesse, quindi ce le siamo, no? Non c'era grande varietà. Grazie a Giuseppe per questa sua analisi, e adesso passiamo alla seconda voce di questa serata, che in qualche modo è stata già così tirata in ballo, parlando appunto sia da me che da Giuseppe della caratteristica così presenza del Cineforum in questo luogo. Orfeo Denardi l'ho chiamato quest'estate e in una prima chiamata credevo mi dicesse di no, nel senso che non so, vediamo. Poi insomma lo ringrazio per aver accettato. Orfeo è un agronomo laureato in agraria, è stato professore per tanti anni in uno di agronomia generale, giusto? In uno quelli che è gli istituti più prestigiosi del nostro territorio, che è il Cerletti, più famosi al mondo,
e adesso è passato in quella fase così bella che è la pensione. Nel frattempo però io l'ho conosciuto non perché mi interessi di agraria, ma perché la sua passione per il cinema è sempre stata il filo conduttore. Lui non c'entra con questo cineforum, no? Aveva un suo cineforum, però per analizzare il percorso, no? Le scelte, le locandine, quello che veniva messo in cartellone ogni anno, ci voleva un esperto, perché capire le scelte che venivano fatte, quanto fossero state coraggiose in quegli anni, bisogna saperne di cinema. E quindi il nostro guardare, mio e di Mara, questi cartelloni, guarda questo film, insomma, capire perché era davvero importante in quegli anni. Ed è in questa veste, anche se ricordo che poi c'è un legame, perché Orfeo ha anche pubblicato un libro con le edizioni Kellerman che riguarda proprio l'orto, e quindi anche questo è la sua altra ala. Ti lascio la parola e incantaci. Mi sentite anche senza microfono? Ci vuole per la TV. Benissimo. Allora, guardate, l'attività della Casa dello Studente inizia a metà degli anni 60. Inizia a metà degli anni 60 con le proiezioni per i ragazzi, per le medie, per il liceo, eccetera. Quello che è interessante notare è che l'attività stessa doveva essere approvata al Provveditorato agli Studi di Treviso, e quindi i proponenti, il comitato proponente, che nel nostro caso sono 2 cineforum che si sono susseguiti, un cineforum studentesco così chiamato e un cineforum primavera, avevano il compito di scegliere i film, di proporli al Provveditorato e poi produrre tutta una serie di materiali, dall'agibilità della sala, in marca da bollo naturalmente, e tutto quello che doveva servire, che poteva essere utile perché il Provveditorato potesse dare l'ok. Ma il Provveditorato entrava anche in quelli che erano i film, quindi i film scelti. Quindi il comitato doveva specificare i titoli, specificare le tematiche, chi avrebbe presentato i film, cosa avrebbe detto. E in merito, vedete, qui c'è la risposta in merito a questa rassegna. Il Provveditorato scrive che attentato al pudore, sequestro di persona, c'era una volta il West, anche questo, e Diario di una schizofrenica non erano adatti a un pubblico che non avesse più di 14 anni. Allora oggi per noi è facile sorridere di tutto questo, dovremmo invece andare indietro nei tempi e vedere esattamente a che cosa si riferissero queste obiezioni. Comunque, al di là di questo, partivano queste rassegne che ci vedevano noi studenti appunto qui in sala per queste proiezioni. L'attività del Cineforum, così come noi l'abbiamo conosciuto tutti quanti, comincia nel 68. Comincia nel 68 con questo statuto redatto dal notaio Brusadin, credo che tutti lo conosciate, e che fa riferimento a uno statuto nazionale, perché i cineforum, come questo e come tanti altri, ricevevano dei piccoli contributi dal Ministero e quindi dovevano avere degli statuti che fossero regolarmente, che rispettassero, come dire, quanto previsto dalla legge. Il Cineforum Vittoriese aderisce al CINIT, che è l'associazione nazionale di riferimento per il mondo cattolico. Esistono poi delle altre associazioni come l'Arcicinema, poi diventato UCA Cinema, che si occupa delle stesse cose, oppure la FIC, Federazione Italiana di Cineforum, che è forse la più gloriosa di tutte perché ha una rivista che si chiama Cineforum, bellissima, forse la più bella rivista di cinema che esce tuttora. Produce un festival che è uno dei più interessanti d'Italia, Bergamo Film Fest. Produce poi tutta una serie di materiali cinematografici, monografie, rassegne cinematografiche attraverso la Fondazione Alaska, e si preoccupa di interloquire, così come Lucca, così come il CINIT, col Ministero, così come tanti altri, per recuperare il denaro da distribuire poi ai cineforum, che venivano rimborsati in base al numero dei film, ovviamente, che venivano proposti. Allora, nasce nel 68 e questo è il primo programma.
Cineforum, come è stato ricordato prima, c'era una presentazione, veniva distribuito un pieghevole e poi c'era un commento finale. Quello che è interessante è il film con cui si parte, Lontano dal Vietnam. Siamo nel 1968, il film è del 67. In Vietnam abbiamo ancora la guerra degli americani contro i vietnamiti, come voi ben sapete, che comincia molto prima. I francesi se ne erano andati dal Vietnam e avevano lasciato degli accordi con i vietnamiti, ma gli Stati Uniti ignorano tutto questo e decidono di intervenire in prima persona. Si comincia con un film estremamente importante, un film che ha fatto da apertura di un mondo nuovo in ambito cinematografico, Lontano dal Vietnam. Un film costituito di diversi documenti. I registi che ci hanno contribuito sono i più famosi francesi, come Godard, come Lavarda, come Lelouch, oppure Klein, e ancora Evans, il grande documentarista olandese, quello che ha dato nobiltà al documentario, quello che ha reso il documentario un'arte esattamente come un film drammatico, un film giallo, un thriller, un film storico. Un grandissimo documentarista. E nel film la parte di Evans è quella in cui lui interroga le persone e gli chiede: perché sei favorevole alla guerra al Vietnam? Perché sei contrario alla guerra al Vietnam? Purtroppo quello che vi proporremo non è questo pezzettino, perché su YouTube noi scarichiamo una versione non sottotitolata, mentre Rai 3 ha fatto passare una versione sottotitolata e che spiega molto bene, anche con l'uso della parola naturalmente, quanto il film si propone. È un film sicuramente contro la guerra. Siamo nel 68, quindi nel 64 era cominciato a Berkeley quel movimento contro la violenza, quel movimento contro le dittature, quel movimento libertario che poi porterà il 68 anche in Europa, in Francia e anche in Italia. Quel movimento che ha portato tutti quei diritti di cui noi oggi possiamo godere. L'accesso all'università, ad esempio, che prima del 68 non era libero come oggi, no? Ma tantissimi altri diritti. Allora, prima di partire, io vi farei vedere proprio un pezzettino di 10 minuti soli, sapete, di questo film, di questo pezzo di... D'un côté, les États-Unis d'Amérique, la plus grande puissance industrielle et militaire de tous les temps. Depuis 1965, début de l'escalade, les Américains ont déversé plus d'1 million de tonnes de bombes sur le Vietnam du Nord, c'est-à-dire davantage que sur l'Allemagne pendant toute la Seconde Guerre mondiale. Un pays dont les 200 millions d'habitants dépensent plus pour leur papier d'emballage que les 500 millions d'Indiens pour se nourrir, peut donner quelques moyens à son armée. Chaque matin, dans le golfe du Tonkin, les porte-avions de la 7e flotte font leur plein de bombes. 1000 tonnes par jour. C'est une guerre de riches. En face, une guerre de pauvres. Celle des 17 millions de Vietnamiens du Nord et de leurs compatriotes du Sud qui se battent pour l'indépendance. Ce sont les plus pauvres, mais pas les plus faibles. Ce sont les moins nombreux, mais pas les plus seuls.
car si la pratique quotidienne de la guerre place le Vietnam dans une solitude que le Che Guevara compare à celle des gladiateurs au milieu du stade, une grande partie du tiers-monde a compris qu'elle était solidaire du Vietnam. Et que c'est au Vietnam que se pose la question fondamentale de notre temps. Le droit des pauvres à créer, pour avancer, des sociétés basées sur autre chose que sur l'intérêt des riches. À Cuba, Fidel Castro a proclamé 1967 année du Vietnam. Il sait de quoi il parle. C'est parce que les États-Unis ont échoué à briser la révolution cubaine par la force, en 1961, à la baie des Cochons, qu'ils ont décidé de ne plus laisser nulle part se développer victorieusement un mouvement révolutionnaire. D'où Saint-Domingue, la lutte anti-guérilla en Amérique latine et l'effort de guerre démesuré au Vietnam. L'Amérique veut démontrer au monde que la lutte révolutionnaire est sans issue. Elle a choisi le Vietnam pour en faire la preuve. Elle a peut-être mal choisi. Ils les appellent goyaves. Ce sont des bombes à fragmentation. On les recueille et on les désamorce quand elles n'ont pas explosé. Une bombe mère en fait voler 300 dans un rayon d'1 kilomètre. Et chacune à son tour projette 600 billes d'acier à hauteur d'homme. Ces billes sont pratiquement sans effet sur le béton et sur le métal. Leur destination logique, c'est la peau humaine.
Hanoï est à moins d'une heure de vol des porte-avions de la 7e flotte. Les bombardements américains ont créé dans les rues de la capitale du Nord un nouvel artisanat, la fabrication des abris individuels. Des tubes de ciment munis d'un couvercle, coulés dans des moules de bois et qui passent par toutes les opérations, tassement, arrosage, séchage, avant d'être enterrés le long des rues pour abriter chacun une ou deux personnes au moment des alertes aériennes. Matière pauvre contre matière riche, technique pauvre contre technique riche, on retrouve toujours le même rapport de force, et du côté américain la même ignorance de l'adversaire. La société américaine a un principe, le plus pauvre est toujours le moins doué. Que la pauvreté puisse être justement la base d'une résistance morale supérieure à celle de l'agresseur riche, l'Amérique a cessé de le comprendre. Les bombardements du Nord-Vietnam ont été décidés parce que personne au commandement américain n'imaginait qu'un petit pays pourrait résister à la destruction matérielle. C'était encore une démonstration et elle est devenue double. Il est vrai que les Américains ont démontré qu'on pouvait, à condition d'être le plus fort militairement, pénétrer sans déclaration de guerre l'espace aérien et bombarder le territoire d'une nation aussi indépendante, aussi souveraine que la Suisse ou l'Angleterre, sans s'attirer autre chose que des blâmes diplomatiques. Mais sur le point essentiel, briser le moral du Nord-Vietnam pour lui dicter les conditions d'une paix américaine, l'expérience a échoué. Joris Ivens nous écrit de Hanoï en tournant cette séquence. À force de vivre avec eux, on devient calme comme eux et sûr de la victoire. Tous les voyageurs, même les journalistes américains, témoignent de ce calme, de cette certitude. Les Vietnamiens ne plient pas. Ils subissent un crime quotidien, mais c'est un crime inutile. Allora, il film è chiaramente un film contro la guerra, contro tutto, e naturalmente... Il film è naturalmente un film contro la guerra, come si può essere favorevoli, e segna proprio l'inizio degli Stati Generali del cinema che si svolgeranno appunto a Parigi nel 68. Allora, un film, questo che è passato anche nelle sale cinematografiche, perché l'impatto, come dire, del Vietnam era un impatto che... come dire, richiamava pubblico, e quindi gli esercenti erano dispostissimi a proiettare film di questo tipo. Qui gli americani erano invischiati. Vi ricordo che negli Stati Uniti sono stati girati 132 film sulla guerra del Vietnam. Noi conosciamo Apocalypse Now, Il cacciatore, questi film che hanno avuto un grandissimo successo. Oggi non è più così. Sono passati 60 anni e abbiamo ancora una guerra in casa. Verrebbe da dire con Giorgio Gaber che gli americani sono portatori sani di democrazia. Ma lasciamo queste considerazioni ad altre situazioni. Allora, torniamo al nostro programma, e da qui cominciamo a vedere quello che si faceva appunto al Cineforum, oltre a questo bellissimo film. Abbiamo Hallucination di Losey, Per il re e per la patria dello stesso Losey, e poi avanti con film, anzi li vedete meglio in questo PDF, eccoli qua, vedete? Potremmo andare per generi,
venivano presentati in questo sintetico programma: fantascienza, drammatico, storico, drammatico, guerra, drammatico, drammatico, guerra. Film importanti perché sono film di Losey, ad esempio, o film di Bresson, film insomma di registi autorevoli, oppure di Richardson, Nanni Loy, Reitz, Olmi, Rocia, quindi però sempre con una sequenza di questo tipo: drammatico, storico, poteva essere anche comico, poteva essere anche documentario, ma i generi erano sostanzialmente questi, e questo è andato avanti fino agli anni '80. Oppure western, naturalmente, oppure potevano essere politici. Ecco qua Z, l'orgia al potere di Costa Gravas, un film che ha fatto epoca. Oppure potevano essere film importanti come ad esempio Lettera aperta, un giornale della sera di Maselli, sul problema dell'informazione, oppure film ancora di guerra, ripeto, la sequenza più o meno è sempre non voglio dire la stessa, ma insomma. Oppure ci sono i film, le commedie, come il bellissimo Il commissario Pepe di Scola, oppure Antonioni, gli autori come Antonioni, Zabriskie Point, che noi abbiamo anche rifatto, oppure Nick Manofredda, quel film bellissimo dove alla fine c'è quell'esplosione in cui il protagonista, Paul Newman, esplode. È un film fantastico, un film di grande forza narrativa. Oppure quei film come questo di Sidney Pollack, Non si uccidono così neanche i cavalli, dove veramente l'uomo viene messo a durissima prova per poter sopravvivere, balla fino all'esaurimento. Oppure Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, con Florinda Bolkan e Jean-Marie Volonté, grande attore, ad esempio. Anche gli attori sono importanti nelle rassegne. Oppure Pontecorvo di Quemada, oppure Pontecorvo che era già famoso per la battaglia di Algeri, che è stato un film che ha incassato anche parecchio. Allora, Confessioni di un commissario di polizia di Damiani, altro grande regista che ha avuto meno di quanto non meritasse, oppure Montaldo, insomma registi importanti. Quindi l'attività del Cineforum si è basata soprattutto su un'attività legata ai generi e legata ai registi. Qui abbiamo il primo film di Bellocchio, ad esempio I pugni in tasca, quello che l'ha fatto conoscere da tutti quanti, diventare uno dei più bravi registi in circolazione. Oppure I 5 pezzi facili, film che girano attorno al 68, stessa cosa potremmo dire per Easy Rider. E poi abbiamo ancora Messaggero d'amore, ancora Losey, poi arriva Truffaut con Non drammatizziamo, una commedia divertente, oppure Il grande Visconti con Morte a Venezia, dove incontra la letteratura, oppure questo film che è un film di Fleischmann, che ha fatto solo questo film di successo, Scene di caccia in Bassa Baviera, che è un film sulla discriminazione sessuale, ad esempio, no? E siamo già nel 73, censuratissimo in patria, perché in Baviera si parlasse di questo dava un po' fastidio. Oppure il Vietnam visto in modo allegro attraverso Mesh di Altman. E poi vedete i documentari, come dicevamo, ma la sequenza grosso modo è sempre la stessa. Oppure Dove osano le aquile, quel film che compare tutti i Natali sulle nostre televisioni. Finché arriva a un certo punto, siamo nel 74-75, arriva Fellini. Ecco che di Fellini si fa quasi una rassegna intera, Marcord, La dolce vita, 8 e mezzo, oppure arriva un altro regista di punta come Jodorowsky, oppure Buñuel, I figli della violenza, La via lattea, altro bellissimo film, e avanti di questo passo John Burman, ad esempio, oppure Brusati, Pane e cioccolata, fino arriviamo a Nanni Moretti. Ma è un cinema con Ecce-Bombo. E poi naturalmente continua con la stessa logica, no? Quindi film basati sui registi e sui generi. Per cui nel 1974, circa 1975, un'ala di chi veniva al cinema, insomma di chi veniva qui in questa sala a vedere le proiezioni, decide di staccarsi e costituisce Cinema e Film, puntando sui film che non escono a Vittorio Veneto, perché queste sono tutte seconde visioni. Sono film che sono già passati nelle sale. Vi ricordo che all'epoca avevamo il Verdi, avevamo
dietro il Cinema Impero, in via da Ponte, avevamo il Rossini, diventato teatro da Ponte, e avevamo il Varietà. Quindi avevamo 4 sale. I film rimanevano per parecchio tempo nelle sale, 15 giorni, 20 giorni, un mese, e quindi dei 120 rotti film italiani che venivano prodotti, un'altra ventina di coproduzioni fatte fra Italia, Francia, eccetera, e un altro centinaio abbondante che arrivava agli Stati Uniti o da altri paesi, si riusciva a vedere ben poco. Quindi l'idea di promotori del cinema e film, e qui c'è Gosetti, chiaramente, che credo che voi tutti conosciate, che insegna all'università, al DAMS a Bologna, che è una carriera organizzativa di festival, che ha scritto dei libri sul cinema, insomma una figura di primo piano anche a livello nazionale, propone con altri di fare dei film, delle rassegne tematiche, e quindi di lasciare lo stabile e di andare al Varietà nel giorno di chiusura, perché era quello che costava meno, e così cominciano ad essere prodotte rassegne molto più specializzate. Naturalmente una rassegna di questo tipo, come quella che si faceva al Verdi, che si faceva qui alla Casa dello Studente, ha più garanzia di andare avanti, perché prendendo un film comico, un film d'avventura, un film drammatico, un film giallo, eccetera, soddisfa un po' tutti. Invece una rassegna basata, che so, sul ruolo della donna, questo interessa meno. E quindi è un filone, quello preso dal cinema e film, molto più rischioso, molto più difficile, che può sopravvivere oggi solo in determinati ambiti molto specifici e magari anche di moda. Quindi le due strade portano a questa divisione. Ricordava prima il professor Ballestini che il Cineforum Vittoriese aveva avuto anche 400 iscritti, Cinema e Film ne ha avuti 700, tanto per dare. Ma sono anni in cui non esiste nient'altro oltre alla visione, oltre alla televisione che forse non era ancora neanche a colori, il cinema, che era importantissimo come tipo di strumento per far conoscere le problematiche alla popolazione, alla gente, agli interessati, a tutti quanti, insomma. In genere esistevano i giornali, ma esistevano pochi strumenti di informazione. Allora l'interrogativo che noi oggi potremmo chiederci: avrebbe ancora significato fare cineforum o fare cinema o fare qualcosa in un luogo come questo? Perché questa è la domanda, no? Sul passato, stasera chiudiamo questa parentesi e chiuso. Ha ancora significato? Allora la risposta è: potrebbe avere, secondo me, perché nel frattempo sono arrivati tantissimi altri soggetti. Sono arrivate quelle televisioni per cui a casa vediamo benissimo. È arrivato Netflix, che ci permette di vedere quello che vogliamo, quando vogliamo, di interrompere la proiezione, di andare nel frigo, prendere una bibita, riprendere la proiezione, cosa che non possiamo fare al cinema. Allora, perché questo luogo possa avere un significato, bisogna trovare un argomento che possa essere di interesse, e quello naturalmente, e a quello ovviamente bisogna poi fare anche come negli atti di fede, essere presenti. Se noi mettiamo prima i nostri interessi, le nostre, come dire, disponibilità, e dopo l'evento, sicuramente la cosa non funziona. Se invece noi prima mettiamo l'evento, ci troviamo, perché il significato della sala è proprio quello di trovarci, di scambiare 2 parole alla fine del film, più che il dibattito, che diventava un incubo, no? Io ricordo che Gosetti, non so se qualcun altro se lo ricorda, partiva con un pistolotto mezz'ora prima, finiva il pistolotto, partiva il film e poi lui continuava a ruota libera. Cioè veramente aveva una preparazione da questo punto di vista che era inimmaginabile. Ancora già in quegli anni aveva la mia età, non era tanto più vecchio. Allora questi luoghi hanno un valore se emerge un'idea forte e se tutti poi sono disposti a sacrificare una parte del proprio egoismo per venirci. Altrimenti no, altrimenti non funzionano. Grazie.
Allora, grazie. Le sue competenze, le competenze di Orfeo le conoscevamo e insomma grazie per questo lavoro. Ringrazio anche Giuseppe perché insomma il lavoro di spoglio di tutti questi cartelloni, di queste locandine dépliant del Cineforum l'ha fatto lui e l'ha generosamente poi condiviso con tutti noi in modo che ne uscisse qualcosa di utile per capire la storia di questo luogo, per cui la generosità è sempre, ormai è rara e quindi è più che apprezzabile. Adesso passo la parola a Roberto da Re Giustiniani, editore, illustratore, grafico, pittore, di tutto di più. È nel settore appunto dell'editoria, ma qui non è in questa veste, è nella veste di un serravallese che ha frequentato la Casa dello Studente, e allora questo impegno che è saltato fuori un po', no, quel frammento di documentario, quando io ho chiamato Roberto perché insomma per età, per notazione collocazione geografica era ovvio che era un ragazzo della Casa dello Studente che frequentava qui, mi ha incantato raccontandomi delle cose, degli incontri che poi io ho visto nei cartelloni in archivio, no? Ad esempio Don Ciotti, arrivato qui in anni assolutamente in cui la sua fama non è quella di adesso, vuol dire che c'era qualcuno di competente che era andato a pescarlo, e allora ti lascio la parola per raccontare. Grazie Silvia, buonasera a tutti. Sì, in realtà il mio non è un intervento da professionista, ma è un intervento da boccia, se mi permettete, perché mi ricordo gli anni della Casa dello Studente, quando io ero ragazzino e forse ero in mezzo a quelle fotografie dei ragazzi che venivano al Cineforum, perché partecipavo al Cineforum. Poi, quando sono diventato un po' più grande e avevo un'attività di tipo sociale, politico e così via, mi sono impegnato anche a far arrivare, insieme col gruppo di cui facevo parte, o i gruppi di cui facevo parte, anche i personaggi che Silvia ha già citato. Il mio quindi è un intervento un po' frammentario, è un intervento, se volete, anche un po' di memoria effettivamente. La prima considerazione però che vorrei fare e che facevo nel tragitto da casa a qua è che ho calcolato più o meno l'ultima volta che ho calcato questo pavimento, cioè quando sono entrato per l'ultima volta, e ho fatto il conto che forse probabilmente purtroppo sono passati 30-35 anni sostanzialmente, perché le ultime cose a cui ho partecipato sono stati dei cicli di Cineforum che si facevano alle 8:30. Adesso non mi ricordo più chi fosse l'organizzatore di questi Cineforum. So che comunque, diciamo anche professionalmente, ho intercettato il Cineforum perché Gianfranco Darè mi aveva chiesto di fare il logo e anche le locandine dei manifesti. Avevo inventato quella C con quella striscia della pellicola che veniva giù. Questo in anni ormai, penso che fossero gli anni 80, una cosa del genere. Non so se si sono trovati poi questi manifesti. Io probabilmente in archivio dovrei averli ancora. Quindi questi passaggi a zig-zag in cui io ho intercettato la Casa dello Studente, come diceva Silvia, sono i passaggi di un ragazzo, di un giovane serravallese in questo caso. Parliamo di quando ancora andare a San Giacomo voleva dire andare all'estero. Adesso può essere una banalità. Nella nostra grande apertura sociale, tutte le idee, il Vietnam, questo e quell'altro, però andare a San Giacomo era un altro mondo, è come per un San Giacomese arrivare a Serravalle. Ovviamente capite la battuta, me la perdonate anche. Noi a Serravalle, ma anche gli amici di Ceneda, avevamo centri di aggregazione. Io in particolare, avevo il patronato di Serravalle, dove si andava a giocare a calcetto, dove si andava a giocare a calcio, a pallavolo, dove si facevano tutte le attività, dove si facevano i grest, dove vivevamo i nostri pomeriggi, perché fondamentalmente spesso e volentieri passavamo tutti i nostri pomeriggi della settimana al patronato in via Casoni.
E passavamo anche le domeniche, scusate, ma è una piccola precisazione però necessaria. Passavamo anche le nostre domeniche perché il cinema al Patronato di Serravalle, da quando io ero ragazzo, quindi facevo forse poteva essere, c'era Don Pier Giorgio Sanson, che era lì e col quale avevamo cominciato il Cineforum, il cinema sostanzialmente, no il Cineforum, scusate, alla domenica. Poi è arrivato Don Armando e abbiamo continuato il Cineforum, scusate, mi ha ormai condizionato Orfeo e quindi dico cinema, anche se Cineforum, anche se vuol dire cinema. La domenica si passava appunto a vedere il film al pomeriggio alle 2:30, andavamo al cinema a vedere i film. Mi fregio anche di essere stato uno dei 3 proiezionisti, non so che macchina fosse, se era una Magnus o qualcosa del genere, ma mi ricordo ancora l'incubo del riccio che bisognava far bene perché altrimenti saltava la pellicola e i bocce si arrabbiavano tantissimo dalla sala. Questo a Serravalle. Che necessità c'era di andare alla casa dello studente? In un paese strambo come Vittorio Veneto, che di fatto paese non è, perdonatemi questa digressione sociologica, ma è rimasto ancora Ceneda e Serravalle, il centro di Vittorio per un ragazzo era la casa dello studente, perché la casa dello studente era il posto in cui si andava a fare attività un po' più alte, un po' meno parrocchiali, un po' meno tra noi amici sostanzialmente, no? Tra noi del quartiere o della parrocchia. E quindi erano le attività organizzate dal comune, organizzate dalla scuola, organizzate da X associazioni, eccetera, eccetera. Quindi era uno scatto, se mi passate la parola, era uno scatto per diventare un po' più importanti nell'andare a fare qualcosa. Mi spiego? E quindi tante di queste iniziative sono state fatte qui, perché qui era il centro di aggregazione di tutta la mia generazione che è la stessa poi di Orfeo, perché eravamo alle medie insieme, era la generazione di Gosetti, perché io con Gosetti ho fatto il liceo classico, era la generazione di tutti quelli di cinema e film, che tra l'altro eravamo o erano a seconda in questa zigzag di attività multiformi che facevamo in tutti quegli anni. Era anche l'attività del gruppo scout di cui io facevo parte. Sotto questo palco qui abbiamo ritrovato nel 73-74, quando abbiamo ridato vita insieme con Flavio De Bin al gruppo scout di Vittorio Veneto, abbiamo ritrovato le tende degli scout che c'erano prima di noi, ma erano prima di noi durante la guerra. Forse c'era tuo papà, Marina, che aveva quelle tende. Erano tende che poi noi abbiamo utilizzato nelle nostre attività e erano qui in deposito. Poi questa è diventata anche la sede di alcuni gruppi all'interno del gruppo scout, di alcuni reparti sostanzialmente. Quindi la casa dello studente per noi era un andare e venire fuori in 1000 attività, in 1000 momenti molto differenti l'uno dall'altro, fino ad arrivare per esempio a quello che avevi accennato tu, Silvia, che era le attività che si organizzavano all'interno di un gruppo spontaneo, perché non si è mai costituito in associazione, che si chiamava Rete Radio Resh, che effettivamente avevamo creato diciamo come polo a Serravalle insieme con Don Armando Bucciol, venendo da un'esperienza di Ettore Masina. Non so se qualcuno se lo ricorda. Ettore Masina è stato un giornalista della RAI, era era conduttore del TG1 quando c'erano ancora tanti giornalisti insieme, non so se qualcuno si ricorda, e poi è diventato vaticanista. E lui, in una delle sue tante attività, ha creato anche questo gruppo che è il nome di una bambina palestinese. E quindi capite già che sostanzialmente la rete Radia Resh, che era una rete a livello nazionale e internazionale,
si occupava di problematiche legate al terzo mondo o ai paesi che in quel momento, in quegli anni, siamo negli anni 70, primissimi anni 80, vivevano situazioni di grande disagio, di grande tensioni politiche. Penso uno solamente al Nicaragua, penso a El Salvador, Romero e l'omicidio di Romero per esempio, penso al Cile, e noi utilizzavamo la casa dello studente per fare degli incontri pubblici di sensibilizzazione su questi problemi, cosa che altrimenti era un po' lo slogan, dare voce a chi non ha voce. Questo era un po' lo slogan di quegli anni per noi, che andavamo poi in giro per l'Italia. Mi ricordo di essere andato a Lucca, mi ricordo di essere andato in Toscana, da altre parti, adesso a Roma, siamo andati in tanti posti dove si facevano queste attività di incontro e di sensibilizzazione. In questi potrei elencare, ma mi piace elencare, gli ospiti che abbiamo avuto e che abbiamo organizzato come serate. Per esempio, appunto, Ettore Masini è stato uno di questi, Raniero Lavalle è stato un grande personaggio, giornalista, politico. È stato, nel senso che in quegli anni... Sì, è ancora vivo. Perfetto. Giampaolo Meucci, che ho visto anche sfilare nelle varie locandine qui, che è stato il giudice al Tribunale dei Minori, Adriana Zarri, che era una teologa e filosofa di grande spessore, di grande levatura, Don Luigi Ciotti, che hai citato e che abbiamo incontrato, mi ricordo ancora, eravamo in una saletta di sopra, e che è venuto a parlarci del gruppo Abele, della sua realtà con i tossicodipendenti, e effettivamente non era nessuno, cioè era poco conosciuto sostanzialmente. Ma mi ricordo anche, e mi ricordo perché esperienze personali, li ho ospitati a casa mia, sono venuti a vivere per qualche mese. Qui in effetti hanno abitato per qualche anno, poi da me ci siamo fermati poco, due cantanti esuli cileni che si chiamano, perché purtroppo adesso non sono più in contatto con loro, si chiamano Charo Coffre, Ugo Arevalo e se vi ricordate il gruppo più famoso chi era? Gli Inti Limani, no? Per cui dagli Inti Limani in quegli anni là c'era questo fervore, questo fermento di attenzione al Cile. Ovviamente si sta parlando del Cile dopo il 1973, dopo quel altro famoso 11 settembre del 1973, quando c'è stato il golpe di Pinochet. E quindi da quegli anni in poi ci sono stati molti esuli che sono venuti qui in Italia. E qui abbiamo organizzato un concerto con loro, un incontro in cui hanno parlato e hanno cercato di portare viva l'attenzione. Ovviamente era pieno di gente, ma tutti questi incontri che facevamo dovevamo mandare via le persone perché non ci stavano dentro sostanzialmente. Erano anni socialmente, politicamente molto vivi, molto impegnati, molto attivi, molto diverso da adesso. Pieni di voglia di fare, cioè gli slogan sicuramente erano abbiamo voglia di cambiare il mondo, Carlo, non so se ce l'abbiamo fatta o se ce la faremo fatta. Morale della favola, come avete capito, io non è che dovessi raccontarvi delle cose particolarmente stupirvi come effetti speciali. È una memoria di questo posto che però faceva da collante, faceva da polo magnetico per tutta la città. A quel punto non c'era più Mission de Serraval, Tites da Seneda. Eravamo di Vittorio impegnati a fare attività sociale, attività politica. Va da sé che mi ricordo anche, e qua è colpa di Carlo, ma forse è meglio che lo dica lui, che mi ricordo una rappresentazione teatrale, no, non c'era lui, ma c'era un signore che si chiama Marco Paolini,
che lui aveva invitato e che non se la filava nessuno, forse non c'era neanche tanta gente quella sera. Marco Paolini, che ha fatto un bellissimo spettacolo sulla strage di Piazza della Loggia del 74, forse erano o fine 78, 79 o i primissimi anni 80. Aprile 74, esattamente. Uno spettacolo eccezionale, capito? E quindi alla Casa dello Studente io sono rimasto abbastanza sconvolto, Orfeo, nel ricordare quei film che tu hai mostrato, di cui ti ringrazio, perché film come Fragole e sangue, film come I pugni in tasca, film come ovviamente Easy Rider, per un boccia di già 15-16 anni, quanti potevo averne in quegli anni là, forse anche qualcosa di più, non mi ricordo, ma erano film che adesso si direbbe di formazione, no? Il romanzo di formazione, per restare in tema editoriale. Questi erano film di formazione che ti viene da dire: Dio bon, parto e vado anch'io a fare quello che stanno facendo loro, capito? Perché erano film che ti davano una spinta energetica pazzesca, che avevi voglia veramente in quel caso di cambiare il mondo, di essere un ragazzo che era libero e di avere le ali della libertà in quel caso. Mi ricordo anche, poi finisco, il Vangelo secondo noi stessi di Giuseppe Berto, dove appunto il colpevole invece era Gosetti, Giorgio Gosetti, che aveva voluto fare con noi ragazzotti del liceo una riduzione di un romanzo di Giuseppe Berto, tosto, difficile, molto complicato, molto duro, che però era bello perché si faceva teatro fondamentalmente, era divertente il fare arte. Carlo ci insegna questa cosa. Quindi io praticamente vi ho detto queste cose, ma non vi ho detto niente di particolare, se non la mia esperienza e se non che al limite prendo anch'io la palla al balzo di quello che diceva Orfeo. Cosa ne facciamo di questo, cosa volete farne di questo posto? Secondo me è un posto che ha grandissime potenzialità proprio per superare ancora di più un po' questa che è il nostro vizio di forma. Noi vittoriesi siamo fatti male perché siamo costruiti in modo tale che la nostra testa o è da una parte o è dall'altra, ma ancora non abbiamo un senso di essere grande città. Il nostro è un paese che è un territorio carsico, mi verrebbe da dire, è come il Carso, cioè tutto viene assorbito e passa sotto traccia come i torrenti e i fiumi carsici che non si vedono, ma qua dentro sono convinto che qua ci sono almeno tante persone e tante attività e tante iniziative e tante associazioni e tante idee che vengono realizzate, che forse come qualche cugino coneglianese o qualche cugino di altre città e paesi vicini non riusciamo a esprimere in maniera così appassionata e così unitaria, che invece sarebbe il caso di riuscire a farcela. O forse facciamo un muro di nuovo e creiamo le due paesi di nuovo e forse vediamo se funziona meglio. Colpo di teatro finale. Grazie, passo la parola a... Grazie. Allora, il testimone appassionato ci voleva. Ringrazio Roberto di aver nominato, perché mi ero dimenticata, la figura di Gianfranco Darè, che è mancato nel 2011 e che in questo luogo insomma ha dato l'anima ed è stato l'anima. Ultimo degli interlocutori da questa parte, ma io poi so ad esempio che c'è qui un sacerdote tra noi che si ricorda addirittura quando è stata fatta i primi colpi di ruspa in questo luogo, e quindi altri di voi avranno delle memorie da condividere, perché la storia si fa così. Siamo in un teatro, la Casa dello Studente, come erano anche i nostri patronati tutti, no? La sala del teatro, la sala del cinema era l'elemento fondante sia a Ceneda che a Serravalle, San Giacomo, eccetera, insomma così è. E quindi non potevamo che chiedere a Carlo De Poi di venire qui questa sera a raccontare in breve una storia lunga, perché lui è
era qui, insomma, questo teatro l'ha usato, l'ha fatto vivere, ma lui è ancora qui, nel senso che no, qui in questo luogo, perché la settimana lunedì prossimo, no, ci sarà qui un suo monologo che è molto bello, che vi consiglio di vedere, è legato al Vaillant, quindi alla narrazione di quello che è successo partendo dal punto di vista del fiume che è ingiustamente così accusato del disastro. Carlo De Poi non se lo presento, insomma, attore, drammaturgo, è anche ingegnere, tra l'altro ha fatto anche l'insegnante tra tutte le cose strane della sua vita. O Magnaco, sì, esatto, le pane e cipolle potremmo dire, che ha un teatro molto così, un'iniziativa molto, molto bella che ha portato in giro subito dopo il Covid, quando si poteva uscire un po' dalle tane ma con la discrezione, l'idea di portare il teatro nei nostri giardini condominiali o privati per ritrovarci con gli amici col senso del teatro vero. Tra le sue, non penso di citare tutto, cito quelle che mi ricordo io: Regina d'Alcin, La guerra de Piero, ovviamente La leggenda di Giovanni Due Cuori, che non so, che è una cosa che insomma l'ho appassionato molto, e poi Don Galera, Anita, eccetera, Il racconto del parco e tante altre cose che sono pezzi di teatro che raccontano la storia del nostro territorio, insomma, o che ci sensibilizzano sulle cose grandi del mondo. Ti lascio la parola e dopo in caso te la tolgo. Grazie. Vedete, il rapporto è molto... Mi ha chiesto di parlare di teatro, ma io non ho voglia di parlare di teatro. No, è che sto posto qua, stasera sono un po' strano, nel senso che ho due tipi di... una dicotomia, due tipi di sentimento, no? Da una parte c'è un po' di amarezza, no? La sala non è piccola, è prima, per 99 persone e 360 posti non bastavano. Mi ricordo una volta tutto il corridoio centrale, che si arrivava alla questura o non so chi, in Arestea, era tutto pieno di persone, di bambini seduti. Ecco, però non voglio parlare di teatro. Quindi un po' di amarezza, no? Perché d'altra parte la vita è questa, si cambia. E d'altra parte anche contento che comunque sia riaperta e quindi cerco di fare un ragionamento sul futuro se possibile. Ecco, io qua sei in Cese, non si può dire brutte parole, vero? No. Qui c'erano le ragazze quando avevo 14-15 anni. E la prima volta che sono venuto alla casa dello studente è perché io, che sono un alieno, bambino, sono di Vittorio, non so se sapevi, mi sono dell'ultima casa di Vittorio, dopo sono Capea, e quindi ero un disgraziato, un periferie, un reietto, come dite voi, no? E quindi venire alla casa dello studente voleva dire le tose de Vittorio, capì? Sono venuto per questo, mica per programmi culturali. E i primi due film che ho visto, io non ho capito, c'è qualcosa che non mi quadra, perché secondo me non avevo più di 15 anni. E c'era già il Cineforum, facendo i conti non contano le date là, ma forse sono io che sono sempre in ritardo. E i primi due film che ho visto me li ricordo ancora. Guardate che ho una memoria che per un attore è una vergogna, già non mi ricordo, ma non si può dire brutte parole. Il primo si chiamava David e Lisa. Abbiamo un esperto di cinema, forse lo conosce. È la storia di due malati mentali, un maschio e una femmina, che si innamorano. Il secondo era Viva Zapata. Gli altri due che ho visto non mi ricordo. Con il cavallo bianco, lui muore, no, Zapata? Col cavallo bianco che si erge in cima, bianco e nero, si erge in cima alla collina per l'ultima scena, e poi quello che conduceva il dibattito ha detto che quella era la lotta per la libertà che non muore mai. E io quello là me lo sono tenuto dentro. Quello era il Cineforum, quello era la casa dello studente.
un posto dove ci si trovava. Le motivazioni mettetele voi, questi posti non ci sono più. Perché nel 91-92, quando hanno chiuso tutti i cinema e tutti i teatri a Vittorio, questo è merito mio se è stato chiuso. Perché non, ma è vero, nel 92 io per la prima volta in questa sala ho chiesto l'agibilità per lo spettacolo. Allora, sul Vajont la commissione ministeriale non è andata, ma qui è arrivata. Pagato 2 taxi per portare su il genio civile, prefettura, questura, vigili del fuoco, da Treviso, pagato noi, lo Stato aiuta la cultura, no? Giusto? Quindi pagato noi come associazione i taxi per i dirigenti più altrettante persone del comune di Vittorio, rappresentate dal sindaco, l'ufficio tecnico e avanti, che hanno stabilito che prima si chiudesse il pubblico lassù, perché non c'era una scala di uscita. Dopodiché si doveva chiudere una porta, scusami, mi viene da ridere perché quando l'ha detto il vigile del fuoco mi sono messo a ridere, bisognava chiudere un'uscita di emergenza perché il ballatoio fuori non era abbastanza capiente da ricevere tutte le persone, quindi era meglio morire dentro che morire fuori. Scusa architetto, ma ecco, poi hanno fatto togliere le porte di vetro che c'erano, ma hanno prorogato per quella volta perché ormai avevamo tutta la rassegna presentata e la volta dopo hanno chiuso il teatro e ha chiuso tutto, tutte le sale, perché si dimenticano che le sale parrocchiali, tipo San Giacomo, eccetera. È stato per colpa del Cinema Statuto che era nell'83, no? Vi ricordate? No, i giovani non si ricordano l'incendio del cinema porno a Torino, che era una cosa di mafia. Vabbè, insomma, non importa, senza stare. Quello che succede è che tra un motivo e l'altro chiude tutto. E noi ci siamo trovati a terra perché veramente da quel momento là, ecco, questa sera, quindi oggi la sala riapre. Mi manca qualcosetta a dire la verità ancora. E allora sarebbe importante che, ammesso che abbia senso, ha senso ritrovarsi oggi. Non lo so, sono domande che pongo. Ha senso che chi dirige abbia attenzione a questo, perché sembrerebbe di no. E così, c'è un romanzo di Asimov che scrive perché lo costringono nel 1953, che si chiama Il sole nudo. Io penso che sarebbe, assieme alla trilogia, che poi è una pentalogia, Asimov ha scritto delle cose incredibili, la trilogia, sulla galassia, sulla civiltà che sta crollando, scrive questo romanzo in cui ognuno ha un pianeta, è grande ormai, no? Ha un pianeta a disposizione. Le relazioni sono solo via web, si dice oggi, toccarsi o sfiorarsi, annusare l'odore di uno è terribile. Mi fermo qua. Però io, estremizzando i concetti, sul Vajont non è andata la commissione ministeriale e quando c'è andata gli hanno offerto dei bellissimi pranzi a Venezia e a Cortina e non si è accorto di cosa stava succedendo. Qui la commissione ministeriale ha chiuso tutto. Allora io mi chiedo quella che è, cosa possiamo tentare di costruire per quelli che verranno. Questa è la domanda che faccio. E anche se sono partito in maniera abbastanza down, però dobbiamo partire da basso per cominciare ad andare su, per ricominciare, se possibile, andare su. Questo non so se è un problema nostro o di chi verrà. Noi sì, abbiamo fallito sicuramente come generazione, inutile che ci mettiamo qua a menarcela. Tutti il mondo migliore. Però prendiamo la consapevolezza di come siamo e cerchiamo di costruire, se possibile, se è ancora possibile.
Il teatro serve a questo. Basta, io ho finito, un po' provocatorio, però dico quello che sinceramente penso. Bene, come dire, gli interventi che avevamo previsto volutamente con toni molto diversi, no? Con idee diverse da portare in questo luogo che resta l'idea di un posto dove si può costruire qualcosa. Adesso io non voglio fare come ai miei tempi subivo, no? Il dibattito, chi è che interviene, eccetera, per cui liberamente chi vuole. Nel frattempo, intanto che continuate a pensarci, io lascio la parola a Don Andrea, direttore della Caritas, che ha avuto l'idea di fare questa inaugurazione in 3 tappe, partendo da questa sera, per così riflettere un attimo sulla storia, conoscerne un po' di più e per pensare effettivamente a quello che questo contenitore può ancora contenere. Di idee nuove, per cui grazie di aver pensato a questa cosa e ti lascio concludere, insomma, Ma si vuole parlare anche loro dopo? No, c'è già qualcuno che vuole intervenire, perché giustamente se la partecipazione è un valore, è bene anche che se qualcuno vuole aggiungere il proprio vissuto, il proprio stato d'animo di questa sera, avendo ascoltato queste cose, una cosa bella e opportuna che avvenga. E siccome si fa fatica, non voglio abusare come tu hai ricordato prima. No, io stavo pensando a questa, è la 4ª inaugurazione che facciamo della Casa dello Studente, che è sempre una cosa bella. È cominciato Don Roberto e ne ha fatte 2, credo, quindi sia con le maestranze sia anche con l'apertura dei primi step di cui si compone oggi questa casa, che poi ricorderò complessivamente, sia poi quest'anno in aprile quando abbiamo aperto l'ostello. Ma questi eventi vorrebbero essere un po' la celebrazione di un punto di arrivo e di un punto di partenza, punto di arrivo di una ricostruzione, di un rilancio che appunto giunge a un compimento, e proprio perché è giunto a un compimento è un punto di partenza verso nuove mete. Mentre ascoltavo un po' questa sera i nostri ospiti, che ringrazio per la presenza e anche per le parole che ci hanno detto e anche per le emozioni che hanno suscitato, mi veniva in mente che conoscendo e un po' approfondendo anche stasera la storia di questa casa, c'è un bagaglio culturale, c'è una tradizione di cui far tesoro e che forse andava raccontata e che forse ulteriormente ha bisogno di essere approfondita e narrata. Però bisogna fare anche attenzione che tradizione e tradimento hanno la stessa radice e potrebbe porsi il rischio che voler esaltare troppo una tradizione si rischi di tradire la storia poi. Cioè, dentro l'evoluzione di questa storia ci sono stati anni gloriosi e belli, ma non dobbiamo cedere alla tentazione di ripetere oggi quello che è stata nel passato Casa dello Studente. Ecco perché c'è bisogno di un rilancio dentro questa realtà. Mentre si raccontava stasera sentivo anche la bellezza quasi, no, degli anni del dopoguerra, 50, 60, 70, fino all'89, diciamo come data simbolica, in cui anche sono stati gli anni del Concilio Vaticano II, della sua ricezione più immediata, gli anni in cui la Chiesa si apriva con entusiasmo al mondo contemporaneo, dove l'idea di partecipazione era una realtà molto forte, sentita, vissuta da tutti aspetti culturali che oggi, assolutamente è stato già accennato, non respiriamo più, per cui dentro un contesto culturale mutato sarebbe stolto riproporre le stesse dinamiche. Cos'è che io porto a casa stasera da quanto mi è stato raccontato, da quanto ho ascoltato con piacere dagli intervenuti? Porto a casa 3 immagini che hanno rappresentato l'identità di Casa dello Studente nel suo passato. Un vuoto, un pieno, una soglia. Un vuoto, muri, gli spazi, l'architettura, quello che è stato creato qua dentro, un luogo che potesse contenere qualcosa, anzi qualcuno, anzi delle esperienze, anzi della cultura. Qualcosa che si distinguesse per la sua capacità di accogliere e, accogliendo, creare comunità, creare qualcosa, essere generativo proprio per la sua capacità di accoglienza. Un pieno, perché chi veniva qui trovava anche un pieno di valori, anzi le cose che abbiamo visto qui
erano anche cose provocatorie, cioè era un pieno anche non soltanto di belle idee di poesiole, no? Da convento per così dire, era anche un pieno ruvido fatto di verità, fatto di attenzione alla propria coscienza, attenzione anche a quelli che erano punti problematici da considerare e su cui confrontarsi. Un pieno quindi di identità, di valori che qui si cercava di trasmettere prendendosi cura del soldato, dello studente a seconda dei cambiamenti del vescovo, ma insomma un luogo in cui offrire qualche cosa, dare qualcosa, un'identità parlante. Ed è stato anche un luogo di soglia, cioè un luogo in cui il dentro della Chiesa e il fuori del mondo trovava un punto su cui dialogare relativamente alla dimensione sociale, alla dimensione del territorio, alla dimensione delle esperienze che si condividevano. E in questo senso anche la collocazione geografica all'interno della città di Vittorio Veneto che abbiamo sentito non esiste perché ci sono Ceneda e Serravalle, perciò stesso rappresentava una soglia di incontro tra queste due realtà, tra il mondo ecclesiastico e il mondo laico, tra Ceneda e Serravalle, dentro insomma un contesto in cui anche i giovani che erano qui rappresentavano essi stessi un'età di soglia dalla infanzia all'età adulta. Quindi era un luogo che abitava la soglia. Ecco, fedeltà a questa tradizione vuol dire rilanciare questo vuoto, questo pieno, questa soglia nell'oggi, dentro l'identità di oggi, dentro la cultura di oggi. Quindi oggi che cos'è Casa dello Studente? Cosa vorrebbe diventare con il rilancio che Caritas ne ha fatto? Anzitutto un vuoto, cioè un luogo che parli di accoglienza. Parla di accoglienza all'ostello che abbiamo aperto, dove si ospitano le persone, parla di accoglienza i vari laboratori che abbiamo qui, di inclusione sociale per le persone con fragilità, parla di accoglienza lo stile che qui vorremmo fosse comunicato. Un pieno continua a parlare anche un'identità dei valori che vogliamo portare avanti, il pieno della verità anche di fronte alle cose scomode che fanno parte della vita. Anche stasera abbiamo visto filmati del passato che portavano avanti idee anche controcorrente. Ecco, forse noi vorremmo essere un portatore di valori controcorrente, dove per esempio il mondo del profit, l'attività di ostello, incontra il mondo del non profit, anzi finanzia, anzi è a servizio del mondo del non profit. I laboratori di inclusione sociale che qui sono attuati, il mondo della cultura che qui si cerca di rilanciare. Un vuoto, un pieno, ancora una volta una soglia, un luogo in cui ci si possa incontrare, si possa dialogare, si possa mettere insieme più che alzare muri, mettere insieme realtà diverse, appartenenze diverse, in cui appunto potersi incontrare dentro l'esperienza di una crescita comune. Ecco, penso che se Casa dello Studente, pur in forme mutate, rimane fedele a questa intuizione del vuoto generativo, del pieno che propone, della soglia che dialoga, anche oggi alla nostra Vittorio Veneto e ai territori circostanti può continuare a fare un servizio che fa crescere l'umanità di tutti. In fondo questa è anche proprio la missione e l'identità della Caritas. Bene, non so se, insomma, credo che queste parole di Don Andrea così hanno messo i paletti, no? Un po' a dare il senso complessivo di questa giornata. Casa dello Studente, CDS, è stato declinato in questa attività come casa da scoprire. E questi giorni 6, 7, 8 ottobre sono i giorni in cui venire, in cui no, si usano gli open day in tante realtà, e anche questa. Con domani, quindi dalle 14.30 alle 18, ci sono i laboratori di cucina e di tessitura. Ovviamente potete riferirvi a Mara per saperne di più, che sono le due realtà insieme a quella della falegnameria che ci sono in questa, insomma, l'anima durante tutti i giorni, insomma, si alternano le varie attività che sono, come detto, delle attività inclusive. Poi abbiamo domenica 8 alle 15, diciamo l'appuntamento speciale
si esibirà l'Orchestra Sinfonica Esagramma. È un appuntamento musicale che permetterà anche di vedere, insomma, di visitare gli spazi, di andare a vedere lo stello sopra, perché poi lo stello non serve solo a coloro che passano di qui con le bici, le borse, gli zaini, i gruppi, ma serve anche a noi che magari abbiamo degli ospiti e che le nostre case non sono più strutturate come le case delle nonne con tutte le camere pronte, no? E quindi questo è un luogo dove gli amici possono anche venire, e merita vederlo, perché se lo conosciamo possiamo anche promuoverlo, se no no. Questa orchestra Esagramma è un'orchestra particolare che mette insieme, sono dei laboratori teatrali che poi confluiscono, insomma, di orchestre, confluiscono in un'orchestra musicali, scusate, che mette insieme persone con difficoltà con persone invece normodotate, cosiddette forse normali, e quindi è un progetto molto, molto bello, molto importante, e insomma se potete ci ritroviamo qui, e se meglio ancora se fate pubblicità e venite con qualcuno, perché da dove sono gli Esagrammi? Da Milano, quindi non è che insomma sono qua tutti i giorni, però vedere come la musica possa essere un momento di unione che toglie anche le diversità, quelle che noi percepiamo, sicuramente è una bella iniziativa. So che Donna Andrea ci teneva fin dall'origine a questa Esagramma, l'ha detto 1000 volte, e finalmente insomma questa cosa ci sarà, e quindi domenica alle 3. Poi la Casa dello Studente non è che è inaugurata e poi viene chiusa, è qui. Io concludo. Una parola vorrei dirla di ringraziamento io invece a Silvia in modo tutto particolare per il lavoro, perché mesi che ci lavora sopra, ha contattato le persone, su gruppi WhatsApp, ha fatto anche la ricerca in archivio insieme anche a Mara, che ringrazio pure di cuore. C'è anche Nadia dell'archivio, ecco, per questo lavoro che alle spalle e lungamente protratto, ecco, ha permesso proprio di realizzare ciò che in una manciata di minuti stasera poi abbiamo assaporato. Quindi grazie del lavoro fatto e della disponibilità, del tempo messo a disposizione, come anche vorrei ringraziare quanti normalmente lavorano dentro in Caritas per la Caritas e le sue progettualità, per quanti la finanziano, perché se mancano ancora le tende qui è perché non abbiamo i soldi per comprarle, quindi grazie a chi la finanzia, e grazie anche agli ospiti intervenuti questa sera, che ringrazio ancora una volta di cuore. Ovviamente grazie a tutti voi che siete stati presenti, e la Tenda TV che ha permesso anche di far conoscere quanto abbiamo condiviso stasera insieme a quanti ci hanno seguito da casa, che pure ringraziamo e salutiamo. Buonanotte a tutti e grazie.